Buongiorno, sentite panna? Sono le 6:54, disperata perché c'è la pappa qui. Aspettate che accendo la luce perché c'è una qualità pessima, perché mi dà fastidio il neon. Comunque adesso do pappa panna, volevo appoggiarvi da qualche parte e non so dove come sempre. Se io vi appoggio al latte, ma non è abbastanza pesante. No, scherziamo. Qua neanche non state perché ecco, yes. Ok, allora io mi sto preparando, in realtà sto facendo la colazione ai gatti. Devo cambiare il sacchetto del loro umido e punto. E volevo andare a camminare, devo ancora fare il letto, devo ancora prepararmi, vestirmi, ma questi sono dettagli. Dovete sapere che io ormai sono drogata di Nesquik, non posso più farne a meno. L'ho comprato, ecco, adesso non posso più farne a meno. E vabbè, ieri ho rifatto la tinta ma l'ho tenuta su neanche forse un'ora e ho rinnovato un attimino perché stavano diventando di nuovo decolorati e quindi, cioè, guardate questi, non hanno senso. Infatti adesso mi tocca mettere la mollettina anche di qua per tenerli giù, appiccicati alla testa. Oddio, quante cose, notifiche. No, ho fatto degli acquisti da Amazon, ma cose che mi servivano. La crema contorno occhi, che è tanto che non la uso, quella della Ven, perché ho l'allergia. Ieri dovevate vedere i pollini. Vi lascio un video in sovraimpressione se mi ricordo. Ma una cosa allucinante da quanto polline girava. Cioè, nuvole di polline. Una cosa allucinante. Infatti ho gli occhi gonfi perché ho le palpebre che iniziano a farmi prurito, perché veramente qua la stagione è in ritardo e quindi è pieno di polline. Adesso a maggio, di solito lo fa in aprile questo lavoro, invece quest'anno siamo indietro. E visto che sono le 7 adesso bevo latte Nesquik e poi sarà come morire, no? Diceva la canzone. In TV fanno Anna dai capelli rossi, prima facevano l'orso Yogi. E vabbè, comunque io non posso fermarmi. Oggi forse vado a camminare da un'altra parte, cioè faccio il giro inverso, vado dalla parte opposta perché sono stufa di andare a San Vito. Detto sinceramente sono stufa. E quindi ho un'afta qui, eccola, mi sta facendo diventare scema. Cioè è una roba fastidiosissima con l'apparecchio. Già lo è senza un'afta, con l'apparecchio ancora peggio. Va bene, ci vediamo più tardi. Buongiorno signora Lumachina. Io le sto togliendo tutte in questi giorni perché ne trovo tantissime di queste qua grandi e le sto togliendo tutte dalla strada. Anche prima a Peaio ne ho tolta una, era proprio sulla strada dove passano le macchine. Qua no, non passano macchine, però ecco, adesso mi è uscita la canottiera dai pantaloni. Mi tocca mettere la canottiera dai pantaloni perché, come i bambini, perché mi passa sotto l'aria, non avete idea, l'aria è fresca comunque ancora e qua si continua, andiamo a vedere, esploriamo il mondo oggi. Mi sono dimenticata di registrare, oggi ho avuto una fretta assurda e dopo pranzo ho fatto tutto di corsa e alla fine sono partita anche tardi ma sono arrivata giù in anticipo, quindi meglio di così. Sono entrata prima dal dentista oltretutto, quindi è andata di lusso. Sono stata un attimo al Tigotà
a prendere il Mon Amour, il detersivo per la lavatrice. Allora, dicevo che sono andata al Tigotà a prendere il detersivo della lavatrice, no? Ho preso il Mon Amour dei Felce Azzurra, solo che qui da noi non si trova più l'ammorbidente della stessa linea, non si trova più, non lo tengono né al Tigotà né al Determarket o Caddis, come volete chiamarlo, non lo tengono all'Emisfero, non ce l'hanno da nessuna parte. Infatti io come ammorbidente, per chi mi segue su Instagram lo sa, sto usando o quello dell'Eurospin, che però trovo solo qua a Belluno, oppure adesso invece ultimamente, passato il treno, sto usando quello della Coop, che è buonissimo, veramente ottimo, costa 1,40 € e penso andrò a prendermelo. Mamma mia che caldo che c'è qua dentro, cioè no, rendetevi conto che io non ho neanche l'aria condizionata in macchina, sì che, beh, la scorsa estate l'ho fatta tutta senza aria condizionata e sì che si muore dal caldo. Ci sono 29 gradi più o meno, anzi aspettate che guardo, no, 27 da ferma qui, prima c'era il sole, erano sì sui 30 gradi. Altro aggiornamento del dentista, non c'è molto da aggiornare, nel senso che mi ha cambiato, mi ha messo, penso mi abbia messo anche un affare di metallo, non ho guardato da vicino quindi di preciso non so dire, comunque ha cambiato il filo solo sotto mi pare, sì, l'ha messo più grosso, quindi che tiene di più, che tira di più, e infatti ho sentito subito la differenza tra il filo di prima e questo, però beh, niente, sappiamo già che domani avrò 1200 dolori, già forse questa sera, ma pazienza. E sì, sono dritti, cacchio. Poi qui c'ho il tartaro, se vedete giallo qua è perché ho tartaro, ma stanno aspettando a farmi fare la pulizia e quindi aspetta e spera, no? Io vivo col tartaro qui che si vede, cioè non ho mai avuto le paranoie, adesso ce le ho, e quindi sì. Comunque dai, dopo dovrà spostare i denti in altezza perché sono tutti un po', cioè questi sono alti, deve abbassarli, e la stessa cosa questi qua, ma insomma. Vado dentro al Lidl che forse mi rinfresco un attimo. Allora, sono a casa, devo cercare la chiave, se no non posso entrare, faccio fatica, se vedete che faccio fatica a muovere è perché ho un'afta, ve l'ho fatta vedere stamattina, ecco. E quindi mi sta dando parecchio fastidio perché batte sull'apparecchio, sta stronza, no? Dov'è la chiave di casa? Marina ha perso la chiave? No, non è vero. Allora, ho tolto tutto l'ambaradam che avevo perché occupava troppo posto, e quando si va a camminare si ha bisogno che non ci siano cose che occupano troppo posto. E bene, questa acqua farà schifo. Boh, proviamo. Accettabile. E durante il ritorno a casa mi sono mangiata questi erano scontati e c'è che 1,99 a 1,29 senza lattosio, tra l'altro l'ho letto adesso, io li ho comprati lo stesso, ho detto chi se ne frega del lattosio, e senza lattosio, però hanno 1 chilo tipo di aglio, cioè avrò aglio in bocca per giorni adesso. E basta, quindi ho fatto tutto, adesso devo solo scaricare la spesa, vi registro il video, non so quando ve lo metterò online, sapete, vi ho detto, sono dei video jolly quelli della spesa, eccomi. Quindi in pratica io adesso vi filmo il video spesa, che è un misto anche questo, come ho già fatto un video spesa mix e non ve l'ho ancora caricato. No, devo ancora editarlo tra l'altro, e anche questo sarà un video spesa misto. Sì, perché ho preso sia Lidl che all'Emisfero. All'Eurospin non sono stata questa volta, al Prix neanche, e quindi vi faccio un video spesa misto perché è inutile che faccio 2 spese separate quando ho poca roba. Sì, non è tanta, ma cioè è normale che io arrivo a casa e inizio a farmi male il filo qua dentro, non è normale, dai. Cioè non poteva farmi male laggiù mentre ero ancora sotto i ferri, no. Ma che? Adesso mi dà fastidio. Mi fa, sei sicura che non ti fa male niente? No. Ho fatto così 1000 volte, non avevo niente. Adesso mi sento il... Sì. C'è il filo che sporge dentro.
Vabbè, e basta, adesso c'è il sole, quindi sicuro la temperatura si sarà rialzata, non tanto però, Pepe, ho polline ovunque, ho pulito un po' con la scopa, ma va per aria, poi si rideposita, quindi è abbastanza inutile. Ci riaggiorniamo dopo, sì, dopo. Ho male, dovrò mettere la cera, che bello. E poi, tra l'altro, devo anche mettere via tutta quella roba lì che ho asciugato ieri. Prossimo appuntamento dal dentista è il 4 giugno, adesso me lo segno subito, se no mi dimentico. Questa settimana devo tornare a Belluno, ovvero venerdì torno a Belluno perché devo portare mia nonna in ospedale, deve fare una visita e quindi dobbiamo partire da qua alle 6:30. Aiuto! Ah, prestissimo! Quindi venerdì non andrò a camminare, peccato. Sì, niente, devo approfittare o devo provare a fare qualche allenamento se non vado a camminare, perché veramente mi sento quasi in colpa se sto ferma e non faccio niente e faccio la pigra. Ho preso una buona abitudine ed è strano che io la riesca a mantenere nel tempo, però oddio, mi è uscito mezzo detersivo, no, mi è uscita una goccia di detersivo. Sì, ho preso il Mon Amour, yeah, che buono che è il Mon Amour. Bene, dai, faccio il video spesa, se no viene tardi e arriva Franz. No, beh, sono le 6. Beh, forse arriva tra poco. Io ho acceso un po' di fuoco, giusto 2 orette di fuoco le farei e mi mangio uno yogurt, anche se è ora di cena, però io ho bisogno di mangiare qualcosa, quindi ho appena messo via le cose che andavano in frigo, ho sistemato gli affettati in ordine di scadenza, mi raccomando sistemateli in ordine di scadenza perché sennò finisce che vi va male qualcosa. Tipo questo scade oggi, però è ancora buono e quindi lo tiro fuori per stasera. Sto iniziando ad aver mal di denti, lo sapevo, ormai so che è così. E niente, Panna sta mangiando, devo finire di mettere via il resto della roba che è ancora lì sulla tavola, ma con calma. L'importante è che abbia messo via la roba che va in frigo. E basta, ho tirato giù la roba che c'era, tutti i piatti, posate, ho messo via tutto. Quindi diciamo che sono in orario questa sera. Franz non è ancora arrivato, per quello sto ancora registrando, perché sapete che lui poi non è che gli faccia molto piacere. Cioè, non gli cambia niente se registro, però insomma, dopo una giornata di lavoro gli dà anche fastidio. Tipo io lo yogurt sarei più per berlo, perché tante volte sì, si riesce a bere fino a un certo punto. Yogurt ovunque. Aspettate che vi prendo, siete... praticamente il telefono l'ho fermato con la moka. Adesso devo mettere via queste borse che vanno in macchina, questa invece va qui nella panca e dobbiamo sistemare il resto. Le fragole non ho messo via, io pensavo di aver messo via tutto quello che andava in frigo. Va bene, ok, quindi devo mettermi a fare questo lavoro. Ce la posso fare a finire, ma non ho tanta voglia. Non ho tanta voglia, come non ho tanta voglia di fare cena, però... Cioè, in realtà ci sono ancora 2 fettine di carne dell'arrosto di mia mamma di ieri, perché non ha mangiato tutto oggi, e quindi quasi quasi di fare quelle con un po' di verdura, però la carne l'ha già mangiata a pranzo, quindi non lo so. Vabbè dai, mi do una mossa a fare queste cose. Tanto tra un po' riprenderò il telefono e inizierò a registrare così tanto per... Ho deciso di fare tipo dei tramezzini con questo pane qui, che era quello del Brix integrale, con il prosciutto e la maionese, giusto per integrare un po' la cena, e poi io mi mangio la banana e nient'altro. Questo volevo fare adesso. Panna ha appena mangiato, però ho sentito il prosciutto. Basta, io meglio che chiudo il video perché poi non so cosa farò dopo, quindi meglio che lo chiudo già adesso. Io questi ciuffi che stanno dove cavolo vogliono non li sopporto più. Niente, vi ringrazio per essere stati qua con me in questo nuovo vlog, e ho deciso di fare un vlog tanto per cambiare insomma la programmazione dei video. E niente, vi ringrazio, iscrivetevi, lasciate il like, condividete, seguitemi su Instagram. Niente, Fanny è ancora lì che aspetta.
Aspetta e spera, dicevano, Panna. Ho male anche qua. C'ho questo pirulo che mi dà un fastidio qua dentro. Cioè, adesso starò tipo una settimana ad abituarmi di nuovo. Però, cioè, sono dritti. Dritti non in altezza, ma insomma, sono dritti. Sono tutti di altezze diverse. Panna, che cosa stai aspettando? Guarda Pepe. Pepe. Pappa. Dov'è la pappa? Ah, hai fame? Guarda che c'è un Pepe lì. Pipo, hai fame? No, tu sei Pepe, non sei Pipo. Guarda Pepe. Pepe, guarda che c'è un gatto. C'è un gatto, eh. Di nuovo quel gatto. Però cioè, si intrufola sempre nei nostri video. Dai, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!